Bella a tutti ragazzi, belli di un nuovo video. Aspetta, mercato, Batman napoletano. Come state? Vai giù. Come state? Come state? Vai giù. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, dai, ragazzi. Scrivete commenti di che ne pensate di questo video. Allora, oggi in questo video andiamo a reagire alla classifica di Serie A. Ma io vi ho salutato. Vabbè, sì, vi ho salutato. Vabbè, allora, vai giù. Andiamo a reagire alla classifica di Serie A. Allora, Verona ultima, 15 punti, Pisa 15 e Lecce 15. Partiamo dalla zona retrocessione. Poi ragazzi, oltre alla zona retrocessione, vi parlerò solo oltre la 18esima, 19esima e 20esima, parlerò solo poi vi parlerò solo delle prime 6, le prime 6 e basta, perché sennò il video durerebbe troppo. Vai giù. Ah, boh, allora prima di tutto, partiamo dal Verona. Verona che è ultimo, che perde l'ultima partita. Adesso non mi ricordo precisamente con chi, ora ve lo dico subito, ragazzi. Ha perso 3-0 contro il Sassuolo, tra l'altro ha pure un espulso. Vabbè, ragazzi, allora, tra virgolette, speriamo che nella prossima partita di sabato, se non sbaglio, in gym, perché sennò oggi veramente un casino, perché questi sono ultimi, se no se perdiamo, cioè, non so che succede. Vabbè, Verona che sta facendo brutte partite, da metà gennaio sta facendo veramente delle partite che secondo me alcune partite o le poteva pareggiare come questa col Sassuolo, oppure magari poteva anche vincere, magari prendendo qualche vittoria e tutto. Poi che strano per non vedere più la Fiorentina tra le ultime tre, quelle che devono retrocedere. Vabbè. Poi Pisa, che c'è da dire, ragazzi? Pisa, l'unica cosa da dire è che il Pisa, ragazzi, Pisa è una squadra forte, però per giocare in Serie A ha bisogno di altro, ha bisogno di ben altro. Lecce che può fare qualcosa di più, perché se non ottengono la salvezza, questi veramente hanno licenziato a Eusebio Di Francesco e chi si sa da solo a ricoverare, sinceramente. E secondo me se retrocedono è un po' un fallimento, perché le ultime 5 del Lecce sono un pareggio, una sconfitta, 2 vittorie, un'altra sconfitta. Poi Como che è sesto a 45 punti, tra l'altro tutto in lotta per la Champions, perché il Como facendo due pareggi e una vittoria potrebbe andare, se Roma e Napoli perdono queste partite, ne perdono le prossime tre e, e la Juve perde, possono andare semplicemente in Champions. Vabbè. Poi Juventus quinta in Europa League, che anche lei, anche questa squadra lotta per la Champions, però non penso che ci possano andare. Ma vabbè, secondo me a fine anno saranno a pochi punti dalla Champions, al massimo 2 punti dalla Champions. Roma quarta, 50 punti a pari punti col Napoli che poi deve vincere, dobbiamo sperare che la Roma perde. Dobbiamo vincere sicuramente contro il Verona, perché sennò è un casino. Vabbè, Roma e Napoli già ne abbiamo parlato. Milan secondo a 54 punti, poi ha una piccola distanza con con la terza e la quarta, sono Napoli e Roma.
sta facendo bene, il Milan però magari poteva cercare di vincere la partita che ha pareggiato e magari fare qualcosa di più contro la squadra che ha perso, e mo non mi ricordo precisamente con chi è. Poi Inter primo, vabbè, sta vincendo tutto quanto e non c'è nulla da dire. Poi vi dico pure i primi tre capocannonieri, che sono Lautaro a 14, Nico Paz a 9 e Christian Pulisic a 8. Poi i migliori assist man, ve lo dico, che sono Di Marco, Jesus Rodriguez del Como e Nico Paz. E questo. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale e commentate facendomi sapere cosa ne pensate di questa classifica. In descrizione anche community di WhatsApp. Ciao, Agio.